Fossò. Tragedia questa mattina alla ditta Beton Benacchio, dove un operaio di 59 anni è stato trovato morto all'interno di una betoniera. Ancora da stabilire se si sia trattato di un incidente sul lavoro o di un malore che ha causato il decesso. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima, ma era già troppo tardi. Inutile anche l'intervento dei vigili del fuoco. Sembra che il lavoratore sia finito nella betoniera mentre erano in corso operazioni di pulizia. Da un primo esame esterno il corpo non presentava segni di lesioni. Portogruaro, grave incidente in autostrada poco dopo le 8. Per cause ancora al vaglio, un auto articolato telonato si è scontrato con una bisarca in corrispondenza del punto morto tra l'uscita e l'entrata in A4. Il conducente è rimasto incastrato nell'abitacolo richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche l'elicottero del 118 e un'ambulanza. Inevitabile il formarsi di lunghe code arrivate anche a 11 km durate per gran parte della mattinata. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Mestre. Venezia. Nella notte tra sabato e domenica una sedicenne è stata vista a terra in stato confusionale e inizialmente incosciente ai piedi del ponte di Calatrava. L'odore del fiato non ha lasciato dubbi sul fatto che la ragazzina, residente a Mestre, avesse bevuto troppo. A dare l'allarme due vigilanti in servizio nei pressi del ponte. Immediato l'intervento del 118 che sul posto ha inviato anche un'idroambulanza. All'arrivo dei medici la ragazzina dava qualche segno di reazione ma non abbastanza da rispondere alle domande. Così è stata trasportata all'ospedale. Del fatto sono stati informati i genitori.